Potremmo partire dicendo la Fatal Piacenza, secondo anno, seconda sconfitta in quello che era una partita che doveva essere vittoriosa per la FMC Z Rugby Rovigo Det. Dopo il bel inizio di stagione è successo un passaggio a vuoto. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti. Vi introduco subito il giocatore di questa puntata, Raffaele Lertora. Ciao Raffa, benvenuto. Ciao Andrea, grazie. E da Delta Radio è tornato a trovarci Marco Terrestri. Ciao Marco. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora Raffa, parliamo di questa brutta partita a Piacenza. Cos'è successo? Noi sapevo che era una partita brutta, difficile per noi, però non lo so, dopo in allenamento sono un male allenamento, dopo sabato no, hai giocato male, noi non hai incontrato come giocare, però no. Una partita strana. Strana, La sì. settimana era andata bene? No, la settimana anche strana. Anche la settimana. Sì. Io ho sentito questo, però... Perché secondo te? C'era il fantasma di Piacenza dell'anno non lo prima? so, è perché prima, lunedì, quando arriviamo qua, tutti hai detto l'anno scorso abbiamo perso con Piacenza e non lo so, però io penso questo, no? Io l'ho detto, però non lo so. Marco, strana coincidenza. Una strana coincidenza, una bruttissima partita, incommentabile, quindi anche tu avrai fatto molta fatica a commentare una partita. Allora ci sta una battuta d'arresto, c'è una formazione prettamente nuova, giovane, che deve imparare anche tutte quelle che sono le dinamiche di portare sul petto lo scudetto, quindi ci stanno che dei vecchi spettri arrivano, però bisogna dimenticarsi, domani sera c'è una partita importante. Ecco, una cosa interessante che dice Marco, dopo una sconfitta, una brutta partita come quella con Lions, sarebbe meglio giocare subito per dimenticarsi, Sì. no? Invece noi abbiamo avuto una settimana di pausa. Sì, questa settimana di pausa è bella per la testa, per tutto. E adesso questa settimana hai allenato molto bene, è vero, molto bene. Ecco, nel post partita, no? Cosa vi siete detti? Qual è stata l'analisi che avete fatto? Dopo la partita di Piacenza. Niente perché è una brutta partita. Hai aspettato a stare in casa tranquillo perché era una partita mala, hai giocato male in tutto il sentito, però va bene, è male per la testa la partita, per tutti. Ecco Marco, una partita del genere effettivamente Raffa diceva c'erano un po' gli spettri, i fantasmi che possono riaffiorare, tu parlavi di gioventù, di persone nuove, il fatto di avere una settimana off può aver appesantito o meno? No, può aver tranquillamente allungato quello che sono i tempi di smaltimento di una brutta sconfitta, di una brutta partita, aver visto anche, si può dire, 3 compagni di squadra giocare con la nazionale A, quindi ricordiamoli Sean Paul, Darè e aiutami tu. Giacomo Nicotera. E Giacomo Nicotera, e quindi tre ragazzi giocare con la nazionale e poi adesso si ritorna sul club. Penso che si siano allenati bene in questa settimana, domani sera una bella partita, quindi allungare i tempi forse ha aiutato a smaltire meglio le tossine. Ecco, è ovvio che Raffa, adesso c'è una partita importante con Valo Rugby, per cui tu ci stai dicendo che vi siete allenati bene, vi state allenando in una maniera corretta, quindi diciamo Piacenza è alle spalle e si guarda Valo Rugby. Adesso questa partita di domani per noi è troppo importante perché noi necessitiamo vincere per noi, per nostra testa, però non lo so, è una guerra che dobbiamo ganare e dobbiamo vincere. Certo, Marco, a livello di feedback che tu hai avuto in queste settimane, no? Con la radio e tutto il resto, quali sono stati i commenti secondo te della tifoseria? Come ha preso questa partita? Beh, sicuramente la tifoseria l'ha vista subito un po' la disfatta.
perché come l'anno scorso ricordavamo le 3 sconfitte consecutive con Piacenza, Calvisano e Padova, Petrarca e Valo Rugby, sì. e col Valo Rugby. Adesso sembra lo spettro ripartire, invece non deve essere così. I ragazzi sono consapevoli, l'allenatore l'ha detto subito, quindi era perfettamente consapevole che c'è stato un incidente di percorso, quindi aspettiamo domani sera per poter giudicare questi 10 giorni di allenamento. Ora, visto che noi non dobbiamo giudicare niente e nessuno, dobbiamo solo prendere atto di quello che succede, chiudiamo la parentesi Lions una volta per tutte andando a vedere gli highlights, poi rientriamo perché è importantissimo andare a analizzare, andare dentro e capire quello che succederà domani sera, qui al Battaglini. È il quinto turno del Peroni Top 10, la FMCZ Rugby Rovigo Delta fa visita al Beltrametti, il Lions Piacenza, i centri Matteo Moscardi insieme a Rafa Lertora, qui messo giù da Cuminetti, proprio quell'attimo in più, e poi estremo Giacomo Dare. Rischio fuorigioco ancora per Piacenza, veramente aggressiva la difesa piacentina, e adesso arriva il primo calcio di punizione. Abner Varrenen, l'ex Stormer, sembra ben indirizzato il calcio, sulle bandierine, 3-0 del mediano d'apertura piacentino. Altra fase con Petillo, giocatore di grande sostanza, tanto c'è un vantaggio, attenzione, passa, il kick per la corsa di Bruno, la copertura c'è. Dato un po' di attenzione al gomito di Sironi, parte Ledesma, posizione centrale, sulle bandierine. Abner Varrenen aveva compiuto una salita molto interessante Bruno. Francesco Rossi prova a uscire dall'area del placcaggio, presenta il pallone alla polizia del Rovigo, Accosta fa quello che vuole, eccolo lì, di Massimo Ledesma. Il calcio di Abner Varrenen sulle bandierine, Rovigo, ultimo blocco, fuori per Van Rensburg, Ciofani lo mette giù, il pick and go da parte dei Lions. Si deve togliere Jacques Monberg. Abner Varrenen nel tabellino dei marcatori. Infila l'H il ancora Piantella, totalmente smarcato. La difesa del Lions non aveva letto qual era la chiamata rosso-blu e adesso lo stesso Piantella a gestire il drive. Rovigo deve restare in piedi, deve avanzare con calma. Arriva anche Andrea Bacchetti, l'ultimo è Piantella, c'è già un vantaggio per Rovigo. Piantella prova ad andare oltre e anche cartellino giallo. Nel frattempo è entrato Alessandro Moretto. Ledesma, Joachim passa, grande offload, fuori. 13-6 il parziale qui al Beltrametti. Ledesma sembra ben indirizzato il pallone. Steolo non contende, si concentra sull'arginare il drive rosso-blu la squadra piacentina. Troppe occasioni perse per Rovigo. Trevigiano, calcio di punizione contro Rovigo, per Rovigo, scusate. Rollero con Actis, infila l'H, 3 punti per Rovigo. Rollero al lancio, l'ex under 20, la presa è di Van Rensburg. Conti prova a attaccare la linea, ci prova anche Actis, trova subito avanzamento i Lions. Ledesma fuori per Joachim Pass, vantaggio. Massimo Ledesma di accorciare ancora una volta le distanze. La pressione stavolta non infila l'H. Palla non annullata. Lions che possono ripartire. Lions che hanno il momentum buono. Maxime Ledesma questa volta non sbaglia. -1 Lions. Adesso deve uscire vantaggio
Prova via la meta, in mezzo ai pali. Lo score qui al Beltrametti. E arriva Sironi, preso anche al volo probabilmente. Ah, ecco. Adesso c'è un drive che avanza da parte del Rovigo. Si torna sul fallo precedente. Infila l'H. Tutta fuori. Portillo, un numero del numero 8. Vantaggio per i Lions. No, segnava con il braccio aperto. L'arbitro padovano dice di giocarla, che è lì. No! Ai termini del match. E infila l'H. Con una buona piattaforma però. Meta per i Lions. Meta per i Lions della Rugby Rovigo. È Biffi che vuole i 2 punti lì con gli avanti a lavorare i giocatori di casa. Palla fuori. Finisce il match qui al Beltrametti con la vittoria dei Lions Piacenza. Archiviata la parentesi di Piacenza, domani sera ore 20:30, Stadio Mario Battaglini, big match lo possiamo dire? Sì, lo possiamo dire, col Valo Rugby Emilia, reduce dalla bella vittoria con Viadana, Valo Rugby Emilia che nonostante 2 sconfitte ha accumulato 6 punti di bonus, per cui ha recuperato diciamo un passaggio a vuoto durante questa prima parte del Peroni Top 10. Raffa, come ci stiamo preparando a questa sfida con il Valo Rugby? Bene. Questa settimana molto meglio perché tutti hanno allenato bene, sta oggi molto bene, però adesso penso che bene perché andiamo insieme tutti, una bella squadra. Piccola per gli anni di tutti, siamo una squadra piccola, giovane, scusa, però forte anche. Ok, Marco, come vedi questa sfida col Valo Rugby? Beh, ci sono tanti nomi che conosciamo, Dennis, Diego Antler, insomma tanti ragazzi che vorranno far rimpiangere la loro partenza da Rovigo, quindi sarà una battaglia domani sera, però ce la giochiamo qui al Battaglini, quindi va bene. Quindi archiviata la sconfitta, giocare al Battaglini di sera e anche se ci saranno le telecamere di Mamma Rai probabilmente il pubblico non mancherà, l'abbiamo visto anche l'altra partita, quindi ci sono tutti i presupposti di poter vedere una grande serata di rugby e un gran gioco. Dicevamo Raffaele, Battaglini by night, quindi di sera ti piace di più giocare rispetto al pomeriggio? No. Mi piace un po' più pomeriggio, adesso freddo, però per me è uguale. O non ti piace aspettare così tanto che arrivi la partita? Anche non mi piace aspettare, però per me va bene giocare in qualche ora. Ok, quale sarà la chiave del match? Per me, come sempre, l'avanti, un avanti forte di noi, però 3/4 domani dobbiamo giocare un po' di più, dobbiamo tenere un po' di energia positiva con noi, con le 3/4 e giocare un po' di più fuori. Marco, la chiave del match secondo te? Esattamente, giocare con gli avanti, palloni in avanzamento, quindi mettere la possibilità ai 3/4 di muovere velocemente il pallone. In prima fase abbiamo visto che le mete arrivano,
quindi se sono nella condizione ideale di poter giocare palle veloci non ce n'è per nessuno. Ecco, diciamo che siete una linea totalmente nuova, i tre quarti siete è il primo anno che giocate insieme, no? E da un lato è bello, dal lato mette anche un po' in difficoltà. Quali sono le cose migliori che senti che potete fare e gli aspetti in cui dovete migliorare? Per me migliorare in tutto, sempre puoi migliorare perché sono, come hai detto, una linea nuova, tutti giovani, però nella prima partita hai sentito che una cosa era bella perché tutti sono giovani e questo è bello, sono tutti, non lo so, 23 anni, 20, è bello, anche Alvi, Leo Sarto. Beh, anche loro hanno 20 anni, no? No, Ah. sì, Alvi non lo so, non lo ricordo, però no, sì, sono tutti giovani e questo per noi è meglio, perché andiamo tutti insieme, tutto il tempo e questo è meglio per tutti. Marco? È una squadra che si sta amalgamando, l'hai detto bene tu prima, una linea di tre quarti nuova, gli avanti stanno facendo bene perché non è cambiato tanto l'ossatura lì davanti, il pacchetto quello nocciolo duro della squadra, dietro invece alla prima partita ci siamo trovati dal 10 al 15 tutti giocatori nuovi che quindi devono trovare l'amalgama, quindi giocare porterà nelle fasi finali della stagione sicuramente una coesione maggiore e una capacità di intendersi migliore rispetto a quella che abbiamo visto oggi. Dalle regole di adesso non importa arrivare prima, l'importante è arrivare in fondo. Raffa, qual è la cosa più da temere del Valo Rugby? Per me va a essere una guerra con l'avanti, però per me non dobbiamo tenere, come si dice, paura, miedo, perché noi siamo una buona squadra e noi confiamo in noi, così che per me è sempre positivo. Marco? Esatto, lo diceva l'anno scorso Moscardi che giocava contro i suoi beniamini, più o meno a quest'epoca, contro Denis Mojstorovic o altri che hanno vinto lo scudetto con i Rovigo. Non bisogna aver paura, non bisogna avere rivalità in campo, anzi bisogna ricordarsi che sicuramente loro giocheranno contro i campioni d'Italia in carica, ma noi dalla nostra abbiamo sicuramente il 16° uomo sugli spalti che spingerà questi ragazzi, perché sicuramente sentire i tifosi allo stadio può aiutare. Mi piace molto il gioco al piede che ha Varrining e quindi è sicuramente una certezza. Mi piace anche molto come stanno giocando gli avanti, perché indipendentemente da chi tocca palla riescono sempre a fare il ball carry e a portare avanti il pallone, quindi ci sta che i tre quarti arrivino in un secondo istante. Ecco, è vero che tu hai un bonus di 20 euro ogni passaggio che mandi in meta Facundo? No. 25? No. Non è vero? No, però meglio non parlare di questo. Ok. Adesso, a parte le battute, ma è vero che c'è anche un'altra versione di questa storia, che praticamente che se Facu ti passa il pallone tu gli devi dare 50 euro lui? Ma è una cosa che avete deciso dopo? Non Sì, era dopo. Perché? Perché Facu no. non passa? No. Ok. Non passa. A parte le battute. Allora, su Instagram c'è Maria Marian Ioveras che dice mio cugino. tuo cugino el mejor, ok. Poi c'è Carolina Lerto, dice excelente jugador, vamos Rafa a darlo todo, ok, giusto? Sì. Bene. E poi c'è Rafa Caro, non smettere di divertirti. Questo ha scritto Funes Juan José, Un giocatore del mio club, che è della mia squadra. San Juan? Sì, San Juan. Che è lo stesso club di
Cabeza Pizarro, quindi da centro a centro, ma tu Pizarro lo conoscevi? Sì, però Pizarro gioca ai club di San Juan. Ah, ok, quindi non è lo stesso club. No. Due club diversi, Sì, diversi. della stessa città, però Sì. tu Pizarro lo conoscevi. Sì, lo conosci. Hai parlato con lui prima di venire qua? E cosa ti ha detto? No, mi ha detto che arriva un bello club, un buon club, però hai parlato tranquillo, non mi ha detto che stai tranquillo, che allene tranquillo, tutti tranquillo, mi adapte, non lo so come si dice, di arrivare, stare tranquillo, tutti, che la città è piccola e la gente di qua è super Sono supporters, fan. supporters, fans, che è una bella città. Ecco, Ha ragione. ha ragione. Ha ragione, stai tranquillo, gioca bene, se perdete contro il Petrarca non presentatevi in piazza per una settimana come minimo, però ti ha detto tutto, insomma, quello che succedeva a loro. È bello ricordare i giocatori che hanno fatto la storia e quindi sarebbe bello anche rivederli a Rovigo, ma chissà se a fine stagione fanno una vacanzina in quel di Rovigo e li vedremo nuovamente sugli spalti. Magari, sarebbe sicuramente una bellissima cosa, come è successo alla prima semifinale con Cardin Ayala, quando i tifosi pagarono, praticamente offrirono il biglietto aereo a Carlin per venire ad assistere quella semifinale, che sicuramente era anche un po' sua, ve la ricordate perfettamente, era l'epoca di Brunello, era il 2008-2009 quella stagione. Le parole di Gabriel Pizarro poi sono reali? Cioè hai visto quello che ti ha detto nella realtà qui a Rovigo, come ti stai trovando? Adesso Sì. tutto come mi hai detto uguale, non aspettava meno perché hai parlato con lui è amico di mio papà, sapevo che hai giocato qua tutti e adesso tutto va bene. A casa con Andreoli come va? Bene, è complicato Ricky. Perché è complicato? Ricky? Lui lo sapevo. Ah, la sfortuna che è già venuto in trasmissione, non riesco più a chiedergli. No, io come si dice, lo chiedo a lui. Gli vuoi bene? Sì. Però, no, sì, una bella relazione con lui, è piccolo, io le ho detto che è mio hijo. Però sì, tutto bene. Tutto bene. E questa nuova esperienza è la prima volta che uscivi Sì, la prima dall'Argentina, volta. anche perché Sì, tu sì. arrivavi, sei stato selezionato dai Pumitas, poi in realtà non c'è stata la possibilità di giocare. No, una volta un viaggio a Sudafrica, però questo è selezione argentina, no Pumitas, però un viaggio dopo andiamo una riunione in Buenos Aires con los Pumitas, 2 o 3 volte, però nunca ho giocato con... Anche perché c'era il Covid quando tu... Sì. Cioè, non è che non ci sono state manifestazioni, tu sei un 2000, Sì. per cui non è stato fatto nulla, ecco, quell'anno là. Sì, questo anno non è per sé negativo con me, però questo anno era complicato di giocare in Los Pumitas perché altri giocatori sono meglio, non lo so, però era un po'... Era anche un obiettivo. Sì, per me sì, però va bene. No, ma era solo per dare anche un po' di storia per Sì. quanto riguarda... Perché poi c'è una cosa, Rafa parlava del viaggio in Sudafrica, ma c'è una relazione fra l'Argentina e il Sudafrica, cioè a livello di giovanili molto spesso l'Argentina va a Stellenbosch, se non sbaglio, o va comunque in Sudafrica, c'è uno scambio. Sì, però questi anni andiamo un campionati che si chiamava School Boys, non lo ricordo bene, però in Cape Town. In Cape Town. Sì. Abner ha giocato in una squadra che la prima partita a vincere a sua squadra. Ha vinto Abner o hai vinto tu? No, noi.
Gliel'hai detto? Argentina. Sì, gliel'hai detto? Abner sì. E Abner cosa ti ha detto? No, Abner, niente, hai giocato l'anno scorso quando io vado a Sudafrica, Ok. però bello torneo. Ecco, è sempre bello vedere questi nuovi giocatori che arrivano in città, portano il loro background, portano anche delle esperienze di vita insomma diverse, nonostante abbiano 20 anni, perché Rafa ha 21 anni, quindi insomma è piacevole questa cosa. E talvolta non riusciamo sempre ad immaginare la difficoltà nel cambiare vita e arrivare in un posto nuovo e poi cominciare un nuovo percorso, Marco. Tu che hai i capelli bianchi, io sono senza capelli perché un po' di esperienza ma ce l'abbiamo. A noi che ci batteva sempre il cuore quando vedevamo passare i giocatori, è bastato 3 settimane fa rivedere quella formazione, mitica formazione del 2001, solcare il campo e ricordare il presidente, insomma ci fa battere il cuore, quindi siamo di Rovigo. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere la squadra forte a Rovigo, quindi pochi di noi se ne sono andati, la maggior parte sono rimasti, però è difficile anche per loro. Stefan Bassono, che è un idolo a Rovigo, i primi 6 mesi lo volevamo mandare via perché sbagliava tutto, dopo è diventato quello che è diventato, quindi bisogna mettersi nei loro panni, capire che non c'è la loro famiglia, non c'è mamma, non c'è papà, fratelli, amici, arrivano qui da noi e noi dobbiamo cercare di dare quella fratellanza, quell'accoglienza familiare che Rovigo sa dare, e per cercare di mettere a loro agio, perché se sono da soli, vengono solo al campo, si allenano e vanno a casa, probabilmente dopo un po' scoppiano, ma è normale. Però penso che ti stai abituando bene alla nostra città. Sì, no, tutto bene. Quali sono state le difficoltà che hai avuto? E del non stare con mia famiglia, mio amico, tutta è normale di tutti, però adesso parlo sempre con mia famiglia, mia mamma, mio papà, mis amigos, però è complicato, però dopo un tempo tutto va bene. Anche perché nei tuoi profili social segui i tuoi genitori, cioè sei molto legato. Sì. Poi tra l'altro adesso hai, non so, un fratello, una sorella. No, qua in Piacenza abita mia sorella con suo amoroso e in Spagna abita mio fratello. Ah ok, quindi siete in 3 in Europa. Sì. E dopo Navidad, non lo so come Natale. è Natale arriva tutta mia famiglia. Ah, arriva qua. Sì. E quindi mandi via Riccardo, lo mandi a casa? Sì, ciao. Marco, ricordiamo gli appuntamenti del Delta Radio, tra l'altro c'è una novità per questa stagione 21-22. Grazie a Rugby Rovigo, quest'anno Rosso-Blu anticipa quelli che sono i normali 80 minuti di partita, quindi lo facciamo con mezz'ora prima con un pre-match. Ci trovate sotto la tribuna Lanzoni, abbiamo delle interviste, insomma facciamo quello che è un po' il preview, andiamo a raccontare la formazione, soprattutto tutte le persone che stanno arrivando allo stadio e quindi hanno questa accoglienza di Delta Radio. Poi appena inizia il match noi siamo in postazione in tribune in mezzo ai tifosi, in mezzo a tanti amici che urlano, gridano, che fanno sentire il loro calore, quindi noi ci siamo sempre. E poi domani sera forse riusciremo ad avere anche l'arrivo di Riccardo Travaglia per un commento in doppio e dopo le trasferte ce le giocheremo alla meglio. Ecco, quindi ancora Delta Radio, ancora partner della FMCZ Rugby Rovigo Delta, questo bellissimo servizio che dà anche l'opportunità a coloro che non sono allo stadio di seguire quanto succede qui e volevo ringraziarvi per quello che fate nel pre-partita perché penso sia veramente anche una bella novità per coinvolgere i tifosi, i partner, i giocatori non convocati in questa atmosfera insomma, che si respira al Battaglini. Poi insomma Battaglini by night, abbiamo fatto la battuta prima, però resta sempre un aspetto decisamente positivo e affascinante nel vivere nel serale questa sfida che ha luogo domani sera ore 20:30. C'è ancora la possibilità di acquistare il biglietto se volete attraverso il sito Rugby Rovigo, c'è un pop-up, cliccate, andate direttamente su mailticket.it. Sapete la novità del ticketing online in questa stagione, è un modo per essere più in linea diciamo con quelle che sono le precauzioni del momento e anche per acquistare serenamente da casa i biglietti gestendo il posto a disposizione.
Abbiamo detto tutto per questa serata. Domani FMCZ Rugby Rovigo Delta Valo Rugby, big match, dicevamo nello spot appunto su Delta Radio, un match d'alta classifica, un match che vede di fronte i campioni d'Italia con una delle favorite ovviamente per lo scudetto 2022. Rafa, grazie mille per essere venuto. No, grazie a te. Ok, se va male diamo un pallone in più, ok? Ottimo. Marco, grazie ancora, grazie a Delta Radio. Grazie a te Andrea e buona serata a tutti. Domani sera 20:30 qui ovviamente a tifare Rovigo. Buonanotte.